Ci troviamo ad Annone Veneto, nella parte orientale della regione del Veneto, e siamo qui a Casa Paladin, una casa vinicola molto importante che quest'anno festeggia i 60 anni. Andiamo a conoscerli. Buongiorno Martina, buongiorno, buon compleanno Martina. Grazie mille, grazie. Come dicevi, quest'anno festeggiamo i 60 anni di anniversario per Casa Paladin, quindi è un anno veramente molto importante, quindi grazie mille per essere venuto a trovarci. Allora, noi ci siamo visti al Vinitaly edizione 2022 e ci eravamo ripromessi di venire a vedere, di conoscere meglio la realtà di Casa Paladin, che è una realtà su più regioni. Esatto, è proprio così. Casa Paladin nasce appunto grazie a Valentino Paladin, quindi nostro nonno, nel 1962, e Casa Paladin è un po' il brand ombrello di tutta l'azienda. Sono 60 anni di attività, in questi 60 anni abbiamo sviluppato diversi brand che coprono 5 aree importantissime della viticoltura italiana, e quindi abbiamo Paladin, dove siamo appunto nell'area del Veneto orientale, Bosco del Merlo, siamo nella zona del Friuli occidentale, e poi negli anni, nel 2008, abbiamo iniziato una gestione a Castelvecchi, quindi siamo in Toscana, dove nel meraviglioso mondo del Chianti classico, e Castello Bonomi in Franciacorta, dove produciamo appunto sul Monte Orfano una nostra linea di Franciacorta ricca di mineralità e sapidità e una bellissima longevità. E poi nel 2016 abbiamo iniziato con Casalupo, quindi siamo nella zona del Lago di Garda, Valpolicella, Amarone, Lugana. Quindi qui ad Annone Veneto, in Vinoteca, trovate appunto tutta la realtà di Casa Paladin. C'è davvero l'imbarazzo della scelta. Allora, tu sei reduce, Martina, anche da un viaggio all'estero, un viaggio importante in un mercato importante per voi, che è quello asiatico. Che cosa hai riscontrato, che cosa hai trovato? Allora, sono tornata appunto da poco, abbiamo fatto una quindicina di giorni appunto nel mercato asiatico, e sono tornata molto contenta, con una bellissima energia, perché finalmente dopo 2 anni siamo riusciti appunto a ritornare nei nostri mercati, a trovare i nostri clienti e importatori, e c'è un bellissimo spirito, una bellissima positività, e finalmente il mondo ha riaperto e stiamo ricominciando appunto anche a fare eventi, fiere, degustazioni, e veramente ci aspettiamo un 2023 veramente ricco di soddisfazioni, e quindi insomma speriamo di vedere Casa Paladin sempre più attiva. Allora, la stessa positività che si respira entrando da quella porta, però io sono curioso e adesso vorrei vedere il cuore. Volentierissimo, anche perché sapete che insomma siamo sempre aperti anche nel periodo appunto festivo, anche la vigilia e il 31, per fare gli acquisti in vinoteca, e soprattutto anche per le visite guidate e le degustazioni, quindi ti mostro una piccola chicca delle nostre barrique. Ti seguo volentieri. Volentieri, grazie. C'è la bottaia, quindi dove abbiamo le prime grandi botti. E queste botti, appunto, Martina, siamo nel cuore. Esatto, siamo nel cuore della cantina, dove iniziano appunto i primi affinamenti, quindi abbiamo il nostro Syrah, il nostro Merlot, e fanno appunto i primi 6 mesi, dipende appunto poi dal vino che andiamo a produrre, di affinamento, quindi riusciamo ad avere un po' i primi aromi appunto. Com'è stata la vendemmia 2022 qui ad Annone? La vendemmia è stata anticipata, come un po' in tutta Italia, perché appunto il caldo dell'estate, della primavera ha portato ad un anticipo nella vendemmia. Noi abbiamo iniziato il 20 di agosto, però appunto a livello qualitativo e di produttivo abbiamo avuto una buona resa, e quindi ci aspettiamo insomma una buonissima anche annata, ovviamente anticipata. Andiamo a vedere la barricaria. Certo.
Ma è veramente una meraviglia, Martina, Qui questo posto. Qui vedo un sacco di bottiglie e sembra veramente un cavò esatto, prezioso. questa è la nostra area dove abbiamo tutte le riserve dell'azienda, quindi sin dai primi anni, quindi dagli anni 70, abbiamo tutte appunto le riserve. Abbiamo il Sauvignon, il Merlot, il Cabernet, e la sorpresa è che appunto questa insomma memoria aziendale ogni Qui tanto, c'è la storia. esatto, c'è la storia, e poi ogni tanto insomma ci prendiamo il lusso di assaggiare qualche bottiglia e abbiamo dei risultati e veramente delle degustazioni meravigliose. Allora, assaggiare e la degustazione sono due attività che si possono fare normalmente. Come si svolgono? Come le fate? Tramite il nostro sito oppure chiamandoci potete appunto prenotare la vostra visita guidata e degustazione, sempre incluso. Abbiamo diversi format di degustazione, dalla classica alla sensoriale alle quattro terre, che sono appunto le degustazioni che includono tutte le realtà di Casa Paladino. La sensoriale mi incuriosisce. La sensoriale è bellissima perché è proprio un viaggio a 360 gradi su quello che è appunto la degustazione, il riuscire ad abbinare i sentori, quindi c'è appunto le nostre ragazze della vinoteca che accompagnano tramite appunto degli abbinamenti di olfattivi e degustativi per spiegare appunto tutto il percorso della degustazione. E poi queste zone sono dove appunto si può fare la visita, e tra queste riserve ce ne sono appunto anche alcune acquistabili, quindi insomma si può avere anche un ricordo un po' diverso. Allora, prima di fare un brindisi, io entrando ho visto anche una curiosità, qualcosa che ha a che fare con il dolce. Esatto, è il nostro agricanto ed è un liquore a base di mandorla, ciliegia e vino raboso che va servito direttamente da freezer, quindi ghiacciato, ed è ideale per le feste, sia come regalo che appunto da servire sui dolci, sulla macedonia, sul gelato, e anche da bere da sé. È veramente uno dei nostri diamanti dal punto di vista di dolci, insomma, di vini. Allora, tutta questa meraviglia merita sicuramente un brindisi che noi faremo a Paladin, agli amici da casa e anche al Natale. Dove ci spostiamo, Martina? Ci spostiamo di sopra per il brindisi per festeggiare assieme. Andiamo. Pronti per il brindisi, Martina? Allora, che cosa ci proponi? Allora, ti propongo un Prosecco Bosco del Merlo DOC Brut. Quindi siamo nella zona del Friuli appunto, e abbiamo un 85% glera, 15% Pinot Grigio, quindi un ottimo profumo e aromaticità. Si accompagna per un brindisi, per un aperitivo e anche con, così diamo una dritta ai nostri amici a casa. Certo, la caratteristica appunto, avendo il Pinot Grigio, ha una bellissima versatilità, quindi a tutto pasto, si accompagna per gli aperitivi, quindi natalizi, e per festeggiare appunto anche alla fine con le bollicine, con un ottimo piatto anche di pesce. C'è un progetto importante che è qui fuori in ingresso vicino al viale Alberato, che vi vedrà coinvolti nei prossimi mesi e prossimi anni. Esatto, è il Tempo della Vite, è il primo laboratorio a cielo aperto a livello europeo, e abbiamo un ettaro davanti qui all'azienda che è già visitabile, quindi anche durante le visite lo mostriamo, e è diviso in due. Da una parte abbiamo la storia della viticoltura, quindi tutte le diverse forme di allevamento, dalla bellussera alla strisciante alla maritata, e nella parte sinistra invece è il nostro vero e proprio laboratorio, quindi la nostra palestra, dove appunto grazie alle sinergie con diverse università, quindi l'Università di Milano, di Venezia, di Trento, di Bolzano, ed enti quali il CREA, SATA, quindi enti appunto agronomici, ci troviamo appunto a studiare quale può essere il futuro della viticoltura. Quindi abbiamo piantato i piwi, i vitini resistenti, e vediamo cosa insomma risulterà. Allora, e per il futuro insomma ci sono tanti appuntamenti per l'anno prossimo, ritornano le fiere con la loro importanza normale, visto che abbiamo avuto insomma 2 anni un po' difficili, quindi primo appuntamento. Allora, il primo appuntamento è Wine Paris, poi ci sarà il ProWine, poi ci sarà il Vinitaly, ci sarà Wine Expo Singapore, quindi siamo carichi per il 2023 scoppiettante di fiere finalmente. Allora, tanti auguri naturalmente
e complimenti a Casa Paladin. Noi facciamo un bel brindisi, un brindisi che dedichiamo anche ai nostri telespettatori da casa per un buon 2023, e se passate per Annone Veneto, sosta obbligata qui da Paladin. Vi Evviva! aspettiamo, un saluto a tutti i telespettatori.